Siamo nella sede del Carbonia Calcio in compagnia di Stefano Canu, direttore generale della formazione del sodalizio bianco-blu. Intanto i complimenti della nostra redazione per questa Serie D che finalmente è arrivata dopo 30 anni. Stefano. Sì, grande soddisfazione, grandissima soddisfazione. Ieri quando è stato pubblicato il comunicato ufficiale da parte della Lega Nazionale Dilettanti abbiamo naturalmente gioito, ci siamo sentiti tutti quanti, quindi è stato un momento di grande emozione perché sapevamo che comunque le linee della Lega Nazionale Dilettanti erano quelle poi di cristallizzare le classifiche e promuovere le prime in classifica e quindi poi adesso che è arrivata l'ufficialità abbiamo gioito tantissimo per un risultato che mancava da 30 anni a Carbonia, un risultato positivo per la città, per tutto il territorio e siamo contenti di condividerlo con tutti i nostri tanti tifosi che stanno a Carbonia ma che stanno fuori e quindi siamo veramente, ti ripeto, molto contenti. Ecco Stefano, non è un caso che il Carbonia comunque quest'anno ha centrato la promozione in Serie D, è un programma che è partito da un po' di anni, da lontano, no? Insomma si era iniziato tanti anni fa anche con un settore giovanile molto ben organizzato e poi pian piano si è cresciuti fin quando insomma nella scorsa stagione, così come hai detto tu, c'è stata la fusione col Samassi, ricordiamolo questo, ed è stato veramente un passo molto importante. Assolutamente sì, noi a fine giugno dell'anno scorso, del 2019, abbiamo fatto questo, è stata ratificata la fusione col Samassi del presidente Francesco Sezzu, che ha poi accettato il nostro invito di entrare in società con il Carbonia Calcio, tant'è che ha la carica di vicepresidente e insieme abbiamo messo su un programma seguendo le linee guida del Consiglio di Presidenza, che era quello di fare una squadra competitiva. D'altronde Carbonia, per il blasone che ha, non può limitarsi a fare dei campionati di mera comparsa, quindi volevamo nell'arco di 2 o 3 anni riportare il Carbonia almeno in Serie D. Esserci riusciti in solo 2 anni è un grandissimo risultato. Siamo, ti ripeto, veramente molto contenti. Insomma, quest'anno intanto è arrivata anche la prima Coppa Italia che possiamo anche mostrare lì sopra, qui nella sede del Carbonia Calcio, una Coppa Italia. C'erano state 3 finali precedentemente perse con i calci di rigore. È vero, sì, tutte perse ai calci di rigore, se non ricordo male una in eccellenza col Porto Torre. Sì, 10 anni fa ero lì presente a Nuoro al quadrivio. Che tra l'altro mi pare stavamo vincendo 1-0 e poi avevano pareggiato e perso i rigori. Poi in promozione ero in panchina con Andrea Marongiu e col Bosa, una partita che anche quella avevamo giocato tra l'altro molto bene, avevamo perso ai rigori, e poi contro la Dorgalese sempre in promozione. Stefano, parliamo naturalmente anche degli ultra del Carbonia, i famosissimi briganti autentici, veramente hanno un carattere strepitoso, sono il 12° uomo in campo, dobbiamo dirlo. Sì, assolutamente sì, sono un gruppo di ragazzi eccezionali, hanno un entusiasmo contagioso, sono positivi, sono ottimisti, ci seguono dappertutto, non hanno mai avuto motivo di screzio nei confronti di nessuno, non dedicano nessun tipo di coro a nessun altro che ai propri ragazzi, quindi sono stati applauditi in tante piazze. Mi piace ricordare che con grandi sacrifici sono riusciti a venire anche nel Lazio quando nella fase nazionale della Coppa Italia, lo ricorderai bene, anche lì sono stati applauditi dal pubblico di casa, quindi è una cosa estremamente positiva. Questo tipo di iniziative rende onore alla città di Carbonia, che ha in questo momento nel calcio dei risultati estremamente positivi. Sì, poi ricordiamo anche nella gara di ritorno il pranzo organizzato per tutti i dirigenti, i tifosi del Monterotondo Scalo, e lì ci fu... Ma tuttora alcuni giocatori con i quali ci sentiamo del Monterotondo, da Lalli Palmarucci e altri, sono dei ragazzi che ci continuano a ringraziare dicendo che quello che hanno trovato a Carbonia è stato qualcosa di estremamente positivo come esperienza, quindi siamo contenti di questo. Ecco Stefano, il Carbonia praticamente quando c'è stato lo stop del campionato si trovava al primo posto in graduatoria, 6 punti in classifica nei confronti del Castiadas, ricordiamo la squadra che era stata organizzata proprio per vincere questo campionato. L'ultima gara in radiocronaca diretta del sottoscritto, tra l'altro ad Uri, era un Carbonia strepitoso. Io dico, il Carbonia è stato promosso in Serie D con una decisione adesso federale,
ma sono convinto che Carboni avrebbe vinto veramente il campionato. Guarda, i numeri parlano da soli, è chiaro che si possono, come dire, rimanevano 7 giornate. Noi nel girone di ritorno abbiamo vinto tutte le gare tranne una interna con l'Ossese, quindi eravamo un trend di crescita e di conferma dei nostri mezzi dimostrati in tutti i campi, il che non significa che automaticamente avremmo vinto il campionato, però siamo consapevoli del fatto che comunque con 6 punti di vantaggio a 7 giornate dalla fine probabilmente avremmo raggiunto il traguardo direttamente sul campo. Certo, sarebbe stato bello perché festeggiare sul campo è tutta un'altra cosa. Parliamo anche del tecnico, diamo merito a questo tecnico di Gonnesa, insomma Marongiu, che è davvero bravissimo, no? Sotto ogni profilo. Sì, Andrea, oltre che un amico, è un tecnico straordinario. Con lui abbiamo messo su uno staff di prim'ordine perché Manuel Contu, come suo secondo, è una persona precisa, di grandissimo aiuto per un tecnico, perché poi cura tutti quegli aspetti che il martedì sono oggetto di analisi insieme alla squadra. Devo nominare naturalmente il confermatissimo Simone Di Franco, che è il preparatore dei portieri, poi ci abbiamo avuto l'aiuto di Gianni Marica, che ha curato in prima persona l'Under 19, che anche essa prima della chiusura dei campionati era prima in classifica, poi naturalmente il massaggiatore Stelio Pugedo, una figura ormai fondamentale per noi, per l'ambiente, per lo spogliatoio, e poi la new entry di Christian Lai, che come tecnico, sì, esatto, però un tecnico specializzato nella riabilitazione, quindi molto vicino a tutte le tematiche che durante l'anno coinvolgono gli atleti, un po' tutti, quindi uno staff di assoluto prim'ordine. Sono fiero e orgoglioso di aver lavorato con loro. Ecco Stefano, il record tra l'altro di presenza di spettatori contro la Nuorese qui in casa, oltre 1000 spettatori, no? È stata una bella cornice di pubblico. Sì, ma non solo, diciamo che quest'anno a livello di risposta come presenze in tribuna siamo stati molto soddisfatti. Questo, abbiamo avuto anche un incremento del numero di abbonati, quindi insomma siamo molto contenti, perché fare tanti sacrifici e poi ottenere risposte positive è la cosa a cui si ambisce, perché farlo poi senza riscontro obiettivamente non avrebbe nessun senso. Invece siamo felici veramente di quello che poi ha coinvolto anche a livello di tessuto economico della città, perché molti stanno palesando il loro interesse anche in prospettiva adesso della Serie D, quindi speriamo che queste cose adesso si possano concretizzare. Abbiamo un amministratore delegato che sotto questo profilo è puntuale e preciso, parlo di Mister Checco-Fele, quindi tutti questi rapporti li relaziona per bene, quindi speriamo che si possano concretizzare, perché una mano d'aiuto ci servirà sicuramente un campionato così dispendioso come la Serie D. Ecco, il discorso stadio invece mi pare ci siano i presupposti per migliorarlo, questo stadio che è storico, no? Intitolato al grande Carlo Zoboli, che sarà sicuramente felicissimo per questo risultato, si guarda dall'alto. Sì, insieme a Carlo credo che questa vittoria noi tutti l'abbiamo voluta dedicare anche a Geppo Contu, certo. Perché è un dirigente che è venuto a mancare recentemente, quindi siamo, come dire, non in maniera doverosa, ma ci sentiamo veramente ancora con lui, e quindi gli vogliamo dedicare questa vittoria. In ordine alla questione del campo, abbiamo praticamente chiuso le operazioni di preparazione di un progetto esecutivo per riqualificare lo stadio Zoboli. Adesso, in accordo con l'amministrazione comunale, non appena verrà pubblicata la manifestazione di interesse, parteciperemo, e quindi con la speranza di poter aggiudicare l'affidamento dello stadio Zoboli per un periodo che ci consenta di ammortizzare quelli che saranno gli investimenti necessari a riqualificare tutto lo stadio, e ce ne sono tanti da fare, perché in primo luogo ci sarà la tribuna da destinare agli ospiti, che deve essere differente da quella dove ci saranno i tifosi locali. Poi è uno stadio, è una struttura mastodontica, quindi ha necessità di grandi interventi, e quando si parla di grandi interventi ci vogliono grandi finanziamenti. Insomma, speriamo bene per il prossimo futuro, prossima stagione campionato di Serie D, si tornerà a giocare anche il derbissimo contro la Torres, non è male, a meno che la Torres non venga ripescata in Lega Pro.
Sì, so che c'è questa possibilità perché il bacino d'utenza della Torre è riferita naturalmente alla seconda città della Sardegna, quindi credo che abbiano buone possibilità di fare i professionisti. Vedremo, perché secondo come vanno le cose potrebbe esserci anche l'Olbia, perché insomma i play-out sono quelli che sono, quindi non lo so, vedremo. Saremo comunque, noi cercheremo di fare la nostra parte e farla con l'orgoglio che ci ha contraddistinto in questi anni, quindi non da semplice comparsa, e noi vorremmo fare sicuramente bella figura anche nel campionato nazionale dilettanti, quindi questo è un auspicio, ma è anche una promessa ai nostri tanti tifosi. Grazie davvero Stefano, soprattutto per il tuo lavoro che è stato proficuo in questa stagione, e io lo so bene. Grazie Renato, io saluto, colgo l'occasione per salutare a te e tutti i tuoi colleghi che ci sono stati vicini e che hanno raccontato queste gesta. Grazie mille, veramente. Ciao Stefano, auguri. Grazie. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.